va rivisto un po' tutto da un punto di vista di organizzazione e di programmazione. Vorrei dire che Posocco all'interno della sua lista ha addirittura il sindaco Miatto, con tutto il rispetto per il sindaco Miatto, ma voglio dire, se devi discostarti da quello che hai fatto fino adesso, voglio dire, deve esserci un ricambio veramente importante. Faccia a faccia, o meglio, testa a testa. Se a Vittorio Veneto si vota domenica e lunedì per il ballottaggio, ad Antenna 3 a Ring è andato in scena il primo e unico confronto pubblico televisivo condotto da Christian Arboit. Tra i temi più caldi, come rendere attrattivo il territorio, insomma la Vittorio Veneto di domani. Io ho parlato di riordino urbanistico, ho parlato comunque di un contributo per 2 anni per quei cittadini sotto i 36 anni che si trasferiscono, un contributo di 150 euro al mese per 2 anni per quei cittadini sotto i 36 anni che si trasferiscono a Vittorio Veneto. Poi non basta, c'è un problema di abitazioni, quindi di trovare abitazioni, e questo lo fai tramite un riordino urbanistico. Il problema è voler offrire dei servizi ai nuovi residenti, eventualmente alle giovani famiglie. Uno su tutto, voglio ricordare che la giunta uscente non ha intercettato il fondo PNR di 1 milione di euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido. Altra cosa da dire rispetto alla questione dell'abitabilità, delle politiche dell'abitazione. In città c'è un patrimonio del demanio legato a questi appartamenti che sono in disuso da tanti anni, sono stati lasciati dall'esercito. Lì c'è da fare tutto un ragionamento con il demanio per recuperare questi appartamenti che potrebbero andare insomma alle giovani coppie o anche alle persone anziane. La città di Vittorio Veneto ha perso 5 anni a Cusabagliana. Il Covid ha sconvolto le amministrazioni, risponde Posocco. Abbiamo fatto tante cose molto bene, altre cose non le abbiamo fatto bene e sono il primo a riconoscerlo, indubbiamente. Però lei dice abbiamo gettato le basi. Ma sì, le basi ci sono, poi la differenza fa sempre le persone. Ho cercato di costruire una squadra portando il meglio con me. Voglio ricordare che questa amministrazione ha anche aumentato l'IMU, quindi hanno aumentato l'IMU portando a casa 1.600.000 euro in più rispetto ai 5 anni precedenti ogni anno. Quindi voglio dire il pagamento dei derivati. I derivati vorrei ricordare che sono stati istituiti 20 anni fa dall'amministrazione leghista. Non possiamo rifare tutto da zero ogni volta, ripartire da zero. La responsabilità amministrativa qualcuno ce la dovrà pur prendere. Poi l'appello finale. Al di là del sindaco, dietro trovo una squadra di persone altamente qualificate. Vorremmo creare la nuova classe dirigente del comune di Vittorio Veneto.